Tra 2 settimane il Veneto sarà zona gialla. È la previsione degli epidemiologi e quindi sui quotidiani locali e nazionali di oggi si torna a parlare di Covid e appunto di restrizioni. Restrizioni che riguarderebbero le regioni che vanno verso la zona gialla. Assieme al Veneto ci sono il Friuli Venezia Giulia, l'Alto Adige e altre regioni appunto. I presidenti delle giunte regionali di queste regioni che vanno verso il giallo avrebbero proposto come riferimento un modello che è il modello austriaco e quindi sì ai divieti ma solo per i Novax. Un articolo pubblicato oggi su Repubblica rende conto delle varie posizioni dei presidenti delle giunte regionali del Friuli, della Liguria, della Toscana e del Piemonte, quindi regioni governate da maggioranze anche di colore politico diverso. Ma è interessante andare a vedere invece la posizione dalle nostre parti, quindi nel nord-est, con Fedriga che chiaramente sposa la linea austriaca e quindi propone restrizioni soltanto per i non vaccinati. Assieme a lui, come ho detto, la maggior parte dei presidenti di regione italiani, ma con un distinguo. Il governatore Luca Zaia, lo leggiamo sul Gazzettino, esclude chiusure mirate per i non vaccinati, rilevando che sarebbero incostituzionali. Sulla Nuova Venezia, Zaia resta prudente, applicazione difficile. Insomma, Zaia non avrebbe detto né sì né no, però in qualche modo è comunque l'unica voce fuori dal coro, in quanto assicura di non avere in animo nessun lockdown per i non vaccinati di difficile applicazione anche dal punto di vista costituzionale. Saremo di fronte quindi all'ennesima spaccatura all'interno della Lega sulle questioni legate al Covid, questa volta però con il presidente del Veneto Luca Zaia contrapposto al collega del vicino Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Come nota il Gazzettino, è stato raro durante questa pandemia vedere Zaia e Fedriga distanti. Da sottolineare comunque che il presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia non prende una posizione chiara, usa l'arma del dubbio e appunto definisce il modello austriaco impraticabile secondo la nostra Costituzione. Molto più netta è invece la presa di posizione dei sindaci veneti e quindi dell'Anci del Veneto presieduta da Mario Conte, che è sindaco di Treviso ed è anche lui un esponente della Lega. La popolazione che ha deciso di fidarsi della scienza e delle istituzioni va tutelata, dice alla tribuna di Treviso il sindaco Conte. Le restrizioni conseguenti a un possibile passaggio del Veneto in zona gialla o arancione siano solo per quelli che hanno scelto di non immunizzarsi, e quindi anche i sindaci del Veneto, presieduti dal leghista Mario Conte, vanno in pressing accanto alle regioni e dicono che le restrizioni devono valere solo per i non vaccinati. A complicare ulteriormente il quadro c'è la posizione espressa dal Partito Democratico del Veneto, o meglio da un esponente del Partito Democratico del Veneto, che è la consigliera regionale Anna Maria Bigon, la quale dichiara: non possiamo permettere che un pugno di irriducibili Novax con la loro irresponsabilità metta a rischio la salute di tutti. I contagi sono in preoccupante risalita e perciò servono misure restrittive più severe nei confronti di chi rifiuta di immunizzarsi. L'accelerazione della campagna vaccinale con la terza dose è fondamentale, ma da sola non basta perché in troppi hanno ancora rifiutato la prima. Quindi, in qualche modo, in Veneto il Partito Democratico sosterrebbe, con un esponente ma di peso, una consigliera regionale, la soluzione prospettata dal leghista appunto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Se adesso la situazione è migliore rispetto a gran parte dell'Europa, riflette Anna Maria Bigon del Partito Democratico, è proprio grazie all'elevato numero di vaccinati e alle restrizioni, ma evidentemente per comprenderlo servono purtroppo ulteriori divieti. Ecco, per chiudere, la posizione del sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, che invece è un esponente del Movimento 5 Stelle, a proposito del modello austriaco, dice: lo leggiamo sempre su Repubblica nel pezzo di Alessandra Ziniti, è un'ipotesi molto lontana quella di misure solo per i non vaccinati, non c'è motivo, almeno fino a quando si parla di passaggio da bianco a giallo, zona in cui le restrizioni previste sono molto lievi. Cosa diversa sarebbe per un eventuale passaggio in arancione, quindi anche Sileri, diciamo, non esclude categoricamente la possibilità, ma resta nell'ambito, diciamo, dell'espressione di un dubbio.
Questo è Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto e stai ascoltando il podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Ti ricordo che da oggi è presente anche il canale Telegram Sveglia Veneto, in cui oltre alla rassegna stampa mattutina trovi alla sera un breve notiziario con i fatti del giorno. Proseguiamo con la seconda notizia che riguarda sempre il Covid ed è la rabbia Sivax che esplode. Esplode tra le imprese con l'appello di Confindustria a prefetti e questori che chiede Confindustria una stretta ulteriore contro i cortei Novax. Dice: contro i cortei Novax serve il pugno di ferro. Questa è la prima pagina del Corriere del Veneto di oggi e c'è anche una curiosità che riguarda l'ultima manifestazione che si è tenuta a Padova, dove tra i manifestanti Novax si sarebbero esibiti due musicisti, due componenti dell'OPV, l'Orchestra di Padova e del Veneto. Leggiamo sul Corriere del Veneto, appunto, si sono esibiti questi due componenti dell'orchestra in un breve concerto guidato da Andrea Colombini, direttore d'orchestra originario di Lucca e noto per le sue posizioni anti-vaccino e anti-passaporto verde. Ecco, c'è la dichiarazione del vicepresidente dell'Orchestra di Padova e del Veneto, Paolo Giaretta, già sindaco di Padova. Dice: al di là del fatto che per esibirsi i nostri orchestrali devono essere autorizzati, ritengo che abbiano mancato di rispetto all'istituzione e ai padovani che si sono vaccinati. Ora si valutano eventuali sanzioni, scrive Davide Dattino sul pezzo firmato per il Corriere del Veneto. Interessante che i musicisti hanno intrattenuto i manifestanti suonando prima l'inno di Mameli, poi il Va Pensiero di Giuseppe Verdi e infine la canzone che è più in voga tra i contestatori Novax, No Green Pass, ossia La gente come noi non molla mai. Se segui questo podcast fin dalle prime puntate ricorderai che appunto qualche settimana fa ormai ti avevo raccontato la storia di questa canzone. Prima di voltare pagina, chiudiamo con una terza notizia sempre connessa al tema del Covid. Ci spostiamo a Treviso, dove Zumski, il medico Novax, nonché sindaco di Santa Lucia di Piave, dopo l'annuncio della radiazione, sarebbe intenzionato a restare al lavoro in ambulatorio, in qualche senso, e dichiara: la radiazione per me è una medaglia. Leggiamo sulla tribuna di Treviso: sono qui a lavorare dalle 7:30 come ogni mattina, parola di Riccardo Zumski. Ieri è stato un giorno qualunque, quello per il sindaco medico di Santa Lucia di Piave, nonostante la mail con la conferma della radiazione dall'ordine dei medici. Non ho ancora ricevuto le motivazioni, osserva con espressione perplessa. La radiazione, una medaglia, dice orgoglioso. C'è però anche un'apertura nei confronti verso il vaccino. A chi mi chiede di vaccinarsi dico di farlo, prima di tutto la libertà, dice Zumski. Fatto interessante è quello riportato invece dal Gazzettino per quanto riguarda appunto il caso Zumski, e cioè che oltre ovviamente al sostegno del popolo No Green Pass, a Zumski sarebbe arrivato anche quello dell'opposizione comunale di Santa Lucia di Piave, il comune del Trevigiano di cui Zumski appunto è sindaco, e quindi la solidarietà del gruppo di opposizione Vivere Bene a Santa Lucia, che ha addirittura chiamato a raccolta i concittadini per una fiaccolata di solidarietà. Leggiamo nel pezzo di Elisa Giraud per il Gazzettino appunto le dichiarazioni di questa lista comunale Vivere Bene a Santa Lucia. La conoscenza che noi abbiamo come cittadini, prima ancora che consiglieri comunali, dell'operato di Zumski come medico, ci lascia stupiti per una decisione così radicale. A noi risulta che il medico Zumski si sia distinto per dedizione ed impegno nei confronti dei suoi pazienti e di moltissimi altri che a lui si sono rivolti. Se si cacciano i medici che prendono a cuore i pazienti, ci viene da pensare che siamo davvero in un periodo molto difficile e pericoloso per tutti. Così il capogruppo Luca Castellaz, che ha poi spiegato che la sua è una posizione personale, condivide il pensiero di Zumski sulla gestione Covid, anche se è stato ed è critico rispetto ad altre posizioni evidentemente del sindaco Zumski. Tantissime comunque le attestazioni di solidarietà nei confronti del sindaco e appunto medico radiato dall'ordine per le sue posizioni Novax.
Abbiamo chiuso così l'ampia parentesi dedicata al Covid, ma ce n'era bisogno. Ricordiamolo che appunto le previsioni degli epidemiologi dicono che tra 2 settimane il Veneto potrebbe tornare in zona gialla. Parliamo ora di Mose e quindi con un sondaggio pubblicato dal Gazzettino, sondaggio realizzato dall'Osservatorio Nord-Est sui dati raccolti da Demos, il giudizio dei veneti sul Mose, quindi alla domanda qual è il suo giudizio sul Mose, il sistema di dighe mobili che proteggono la laguna di Venezia in caso di alta marea, allora il 49% dei veneti è scettico, dice fa qualcosa ma non risolve il problema, il 35% lo definisce invece fondamentale per la sopravvivenza di Venezia e delle isole della laguna, un 16% proprio sfiduciato dice è inutile, sono stati soldi sprecati. La cultura si è tenuto ieri in Consiglio regionale a Venezia, l'incontro tra i sindacati e la sesta commissione, la Commissione Cultura appunto, con l'obiettivo di scongiurare i tagli annunciati dalla regione alle spese culturali. Ieri i sindacati hanno incontrato la presidenza della sesta commissione del Consiglio regionale per chiedere di rivedere i tagli al mondo della cultura. Erano presenti Nicola Talmi della CGIL, Mauro Vianello della CISL e Enrico De Giuli per la UIL. La notizia sui quotidiani Gedi. Negli ultimi anni, ricordano le organizzazioni sindacali, la Regione Veneto ha già operato una drastica, sistematica riduzione dei fondi destinati a questo settore dai 32 milioni del 2017 a 17 milioni del 2020. L'ipotesi nel nuovo bilancio regionale è addirittura di scendere a 10 milioni. Nelle puntate precedenti di questo podcast trovi appunto un approfondimento dedicato a questo tema. Ti ricordo inoltre che questa notizia era contenuta in forma sintetica nel notiziario serale che hai trovato ieri sera nel canale Telegram Sveglia Veneto. Proseguiamo con la pagina economica, 2 notizie flash. Il superbonus in Veneto genera lavori per 1 miliardo di euro, ammesse al finanziamento opere per 220 milioni nel solo mese di ottobre. Il sistema casa è ripartito, ora bisogna continuare, dichiarano le imprese. C'è un articolo interessante di Riccardo Sandre sul Mattino di Padova, sulla Nuova Venezia, la Tribuna di Treviso. Il superbonus 110% prende il volo in Veneto e in un solo mese, quello di ottobre 2021, il valore delle opere ammesse è cresciuto di 220 milioni di euro, passando da 731 milioni appunto agli attuali 953, quasi 1 miliardo di euro. Insomma, ci sono tutti i dati relativi a questa misura nazionale e al suo impatto nella nostra regione. Il Gazzettino titola Edilizia sprint da superbonus, il Veneto teme però le nuove regole. Infatti a livello nazionale con la nuova manovra finanziaria c'è grande incertezza per i cambiamenti che le normative sugli sconti fiscali sarebbero pronte a subire. Il presidente di CNA Veneto dice correggiamo le distorsioni che hanno portato alle frodi ma non blocchiamo il settore. C'è poi il tema ovviamente dei costi e dei prezzi delle materie prime in aumento. Maurizio Crema appunto nel pezzo per il Gazzettino scrive un boom che ha un'altra faccia, quella degli aumenti incontrollati e dei problemi di approvvigionamento, ponteggi difficili da noleggiare, materie prime in netto rialzo, scarsità di manodopera penalizzano il settore. Questo lo dice Matteo Ribon, il segretario della CNA del Veneto. Altra notizia di economia, questa invece è dal Mattino di Padova, cresce il capitale delle grandi famiglie di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Grandi famiglie si intende grandi come ricchezze e patrimoni, quindi dalla Delfin di Del Vecchio all'impero triestino del caffè Illy, risultati premiati dai mercati finanziari. C'è la mappa delle holding dei gruppi imprenditoriali a nord-est, con i mercati finanziari che hanno benedetto i risultati delle holding familiari appunto del nord-est, venete e friul-giuliane. Un po' di numeri. La famiglia Leonardo Del Vecchio, secondo MF, ha un attivo di 10,8 miliardi di euro e ha deciso di accantonare l'intero utile di 300 milioni di euro nel 2020. È probabilmente la holding più liquida in questo momento.
Poi altri dati che insomma danno l'idea di come il 2020, anno tragico della pandemia Covid, sia stato comunque per i grandi gruppi imprenditoriali di Friuli, Venezia Giulia e Veneto un anno comunque positivo, almeno dal punto di vista finanziario. Chiudiamo con le dichiarazioni dei sindacati, uniti nella condanna di quanto emerso insomma dall'inchiesta giudiziaria relativa a Fincantieri. Dicono i sindacati: alla Fincantieri tutti sapevano e il sistema continua tuttora. Siamo di fronte a un'azienda controllata dallo Stato, dicono, quindi insomma la condanna deve essere ancora più forte. La premessa ovviamente è d'obbligo, ora aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso, dicono appunto i sindacalisti. Tuttavia però ci sono delle considerazioni comunque dei rappresentanti dei lavoratori che da tempo hanno denunciato meccanismi di sfruttamento nella giungla dei subappalti della cantieristica navale, e queste considerazioni non possono essere che di segno negativo, tanto più che, come sottolinea Eugenio Pendolini nel pezzo per la Nuova Venezia, le indagini hanno raggiunto i vertici dell'azienda a controllo statale. La CGIL, tra l'altro, si è già costituita parte civile nel filone processuale che ha portato alla recente condanna decisa dal Tribunale di Venezia ai danni di alcuni imprenditori per caporalato aggravato dalle minacce all'interno della giungla degli appalti a Marghera, appalti e subappalti. Anche in questo secondo filone, dice il segretario della FIOM di Venezia, spetterà alla magistratura accertare tutto quello che è successo. Dal punto di vista sindacale però dentro quel cantiere tutti sanno tutto, quindi nulla di nuovo, dicono i sindacati. Gravissimo, perché parliamo di un'azienda controllata dallo Stato, e adesso però aspettiamo che la magistratura si esprima in merito a questo presunto sistema di sfruttamento, caporalato e corruzione. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Oggi è il 17 novembre 2021, un saluto da Jack Calcetto e buona giornata.